È una situazione ormai drammatica perché banchi del pesce ce n'erano 18, ne sono rimasti 6, e banchi di frutta e verdura e licenze ce n'erano 54, ne sono rimaste sì e no 6. Storicamente, parliamo di 15-20 anni fa, da Piazzale Roma fino a Rialto c'erano 13, 14, anche 15 macellerie. Adesso ne sono rimaste pochissime, cioè una ce n'è a Santa Margherita, 2 sono qui a Rialto, dopo bisogna andare Calle dei Fabbri oppure Santa Maria Formosa. Ormai non occorre uno sguardo particolarmente acuto per accorgersi della crisi del mercato di Rialto. Una volta se ne parlava, adesso la si vede a occhio nudo e la paura è che scompaia anche quest'angolo di Venezia. È l'unico posto veneziano dove trovi le cose al di fuori dei supermercati che non ne posso più. A me piace essere servita da Marina. Ha paura che chiudano? Sì, perché veneziani purtroppo siamo sempre meno. E quindi non è che con gli stranieri ci si vive. I problemi di Rialto sono in fondo i problemi di Venezia o viceversa. Diciamo che ormai si è chiusa la stalla quando i buoi sono scappati, un vecchio detto, no? Il problema è la questione abitativa, chiaramente la popolazione ormai si è decimata e di conseguenza man mano che si liberano appartamenti vengono fatti tutti per abuso turistico. Ma sul futuro del mercato di Rialto non è ancora detta l'ultima parola. Imprenditori pronti ad investire pare ce ne siano e a favore c'è l'esempio di altre città d'arte che sono riuscite ad invertire una tendenza che appariva irreversibile. È stato deciso in Consiglio Comunale di presentare una delibera che si occuperà appunto di salvare questo mercato, e allora lì ci saranno ovviamente sia politici ma soprattutto noi a vedere come e in che modo sarà più opportuno farlo.